Mi trovo a San Gregorio, all'Auditorium Carlo Alberto della Chiesa, ospite di una bella comunità che ringrazio per l'affetto e con cui ogni volta mi accoglie per le presentazioni di quello che io scrivo in modo, come dico sempre io, amatoriale. Stasera presento il mio terzo libro, edito da Graus, Sale e Sudore. Sale e Sudore è stato scritto da me perché il mare si è presentato in modo prepotente nella mia vita, lo è sempre stato presente, però devo dire che da quando sono diventata preside del Nautico di Catania è diventato veramente uno sfondo integratore totale, proprio mi ha presa completamente. Ho incontrato tante persone che vivono di mare, per il mare, con il mare e che hanno avuto dal mare tanto bene ma anche tanto male. Sono stata incuriosita da queste storie che mi sono state raccontate, sono 10 racconti che parlano proprio di tutto ciò che l'uomo può provare ad emozionarsi guardando e vivendo questo grande amico nemico. Sale e sudore perché comunque il sale del mare, il sale delle lacrime anche, ma il sudore è anche la fatica di chi vive il mare, di chi lo ama, perché lo ama con una grande passione ed è sempre amore e odio insieme, però non ne può fare a meno. Questo è veramente quello che si evidenzia da ogni racconto. Io spero insomma di poter dire qualcosa di più rispetto ad altri, ma visti magari queste storie viste con i miei occhi, con la mia esperienza, ma soprattutto con la mia vita. Questa presentazione stasera è particolarmente importante per me perché dialogherò con Nerino Cutuli, che è un grandissimo amico, papà di Luca Cutuli, che è stato un mio studente, morto recentemente per una grave malattia. Il 50% di questa vendita stasera sarà devoluta alla costruzione dell'oratorio Luca Cutuli e io sono molto contenta di poter partecipare, anche se con una piccola parte, un piccolo gesto, a questa grande impresa che ricorda un grande ragazzo. Quindi abbiamo unito la cultura, la solidarietà, l'amore per il mare, ma anche l'amore per stare insieme e il ricordo di persone a cui abbiamo voluto bene e che non dimentichiamo mai.